Ciao ragazze, ed eccomi qui con il video in cui vi farò vedere questa decorazione. Allora, come prima cosa dato che ho appena girato il video su come metterci in permanente, ho già messo il lucido, vado a levare lo strato dispersivo. Ok. Guardate come sono lucida. Ok, una volta fatto questo, andrò, metto il guanto per evitare di eliminare la decorazione sull'altra mano, andrò ad opacizzare l'anulare. Dato che la pittura acrilica attacca di più, vado ad afferrare per bene tutti i punti. Vado con una spazzolina ad eliminare la polvere in eccesso e inizio con la decorazione. Allora, io andrò ad utilizzare la pitturina 02 One Move della Crystal e ne metto una piccolissima, lo sbatto un po', una piccolissima quantità. Ok. Prendo, lavo perché è sciccata la punta, quindi non mi va a uscire il colore. Ok. Mi basta davvero poco e andrò ad utilizzare il Barbara 2, dato che è comunque più piccolo, lo vado a bagnare ok e inizio a fare la mia decorazione. Ok, quindi inizio a fare un piccolo spero ci vede, no problem, basta andare a bafferare un po' e la pitturina va via, perché queste con l'acqua non vengono via. Allora andrò ad effettuare un piccolo cerchietto così, ok. Quindi poi prendo
pigmento puro e vado a mettere un trattino qui e poi mi tiro così gli angoli. Poi lo osservo e vedo dove ritengo che vada messo l'altro trattino e lo metto qui. Quindi vado così e poi tiro. Ok. Poi vado a metterlo qui. Ok, e vado a tirare gli angoli in questa maniera. Ok, dato che mi piace già così, la mia rosellina la lascio così e ci vado a fare delle lineette, però andrò a diluire un po' il mio colore. La rosa l'ho fatta senza diluire perché mi è stato insegnato di fare così. Ok, con il pennello bagnato, pennello, andrò a diluire la mia pitturina. Ok, lo giro così, in modo che mi faccio già la punta e vado a prelevare il colore. Ok, quindi andrò a fare delle lineette in questa maniera. Diverse vallette e da qui sotto, così. Vedo che posso andare a modificare, prendo il mio buffer e vado a modificare queste due lineette che non mi piacciono. Basta limare la pitturina e verrà via. Guardate, quindi vado a prendere la pitturina e inizio a realizzare ok. E adesso
pulisco bene il mio pennellino, mi raccomando, ricordatevi di pulire sempre il pennello. Posso metterlo a posto. Ok, adesso vado a prendere il mio brillantino, eccolo qui, ed è uno di questi belli grandi. Vado a prendere anche un po' del dual coat, in modo che lo faccio attaccare. Vado a mettere un puntino qui. Vado a prendere il brillantino. E lo vado a mettere in lampada per 2 minuti. Una volta uscito dalla lampada andrò a sigillare il tutto e il lavoro finito appunto sarà questo qui. Bene ragazzi, io spero che anche questo video vi sia stato utile e al prossimo video. Un bacio, ciao ragazze!